Ben ritrovati amici sportivi, amanti di calcio giovanile. Quest'oggi le telecamere della Wii Sport SD fanno tappa allo stadio Giovanni Celeste per raccontarvi della partita andata in scena per la categoria Beretti tra la CR Messina e la formazione Campana della Casertana. Padroni di casa che giungono quest'oggi con 19 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. 15 le reti realizzate dai ragazzi di mister Giordano, 17 quelle subite. Di contro gli ospiti sono ancora invischiati nelle zone basse della classifica a quota 12 punti, frutto di 4 vittorie, nessun pareggio e ben 7 sconfitte, con sole 10 reti all'attivo e 20 subite. Sperano di gettare il cuore oltre l'ostacolo quest'oggi. Con l'ausilio delle nostre grafiche, come al solito, abbiamo scoperto i 22 che quest'oggi si affronteranno in campo. Qui vediamo le due formazioni schierate a centrocampo. Formazione peloritana in divisa nera, ospiti in classica divisa bianca e rosso-blu. Foto di rito per le due squadre e poi si potrà partire con le ostilità. Sarà la Casertana a giocare questo primo pallone da destra verso sinistra dei vostri videoschermi. La prima occasione però sarà di marca CR in questa azione sul binario mancino, messo dentro all'indirizzo di Presti che si divora il gol del vantaggio. Poi Bossa decide di fare tutto da solo, si porta a spasso la difesa avversaria, entra in area, viene atterrato ma non c'è nulla per il direttore di gara. Qui ancora Bossa ad orchestrare, palla messa dentro, sul quale arriva proprio il numero 10, la palla resta lì per Carini che non riesce a ribadire in rete. Qui però dall'altro lato Casertana si va viva con questa clamorosa traversa dai 30 metri, poi non riesce a ribadire in porta da pochi passi il giocatore della Casertana. Partita molto viva e molto accesa in questo inizio di match. Qui dovrà abbandonare il campo per infortunio Bartolotta, entrerà al suo posto con il numero 14 Selvaggio. Brutto infortunio, gli auguriamo in bocca al lupo al giovane classe 99. L'altro lato spiovente messo dentro, sul quale arriva Bossa tutto solo sul secondo palo, non riesce a imprimere forza al pallone, si dispera il classe 98 già aggregato alla prima squadra. Qui ancora Bossa prova a farsi vedere ma termina alto il suo tentativo. A sprazzi sembra incontenibile il numero 10 dei padroni di casa. Qui bellissima l'azione di Maniscalchi sull'auto di destra che però non trova nessun compagno in mezzo all'area, riesce ad allontanare la difesa della Casertana. Ancora Messina che spinge forte, la palla messa dentro ancora per Bossa, resta lì, se la sistema Fabio Bossa e porta in vantaggio i suoi. Il numero 10 regala un cuore alle nostre telecamere e porta in vantaggio la formazione del presidente Stracuzzi. Glaciale davanti alla porta, questa volta non lascia scampo al pari età Annunziata. La CR Messina in vantaggio che ora può dilagare a questa occasione su calcio piazzato, il tiro a giro sulla barriera di un soffio al lato della porta difesa da Annunziata. Terminerà così la prima frazione di gioco, padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie alla marcatura di Fabio Bossa. Torneranno ben presto le due squadre in campo per darsi battaglia. Ora la CR ha girato da destra verso sinistra ai vostri videoschermi. La prima occasione però è subito per la Casertana con il proprio numero 11 Minale che non ci pensa su due volte, vede Sanavia fuori dai pali e si inventa un Eurogol, quello del pareggio per la formazione campana. Che splendida rete del classe 99 Minale che sorprende Sanavia con questo lob imprendibile. Tutto da rifare per i ragazzi di mister Giordano. Tripudio in casa Casertana per il proprio numero 11, cerca di rispondere all'altro lato a CR con questa punizione messa dentro da Carini che trova come al solito Bossa tutto solo sul secondo palo, non riesce a mettere giù il pallone e impensierire il portiere avversario. Qui Maniscalchi ruba palla, prova dalla distanza ma Annunziata in due tempi fa su il pallone. La CR che però sembra ancora padrona del campo. Qui opera un cambio mister Giordano, dentro il numero 18 Pellegrino. Qui però l'occasione è per Carini, la palla resta lì, Presti da due passi non riesce a trovare il gol, complice anche uno strepitoso salvataggio della difesa avversaria. Qui palla scodellata dentro, come al solito Bossa tutto solo sul secondo palo, prova a coordinarsi ma ancora una volta la difesa avversaria a far da muro. Abbandonerà anche il campo il numero 10 il capitano Fabio Bossa che passa la fascia a un compagno, farà spazio al numero 21 Amarasco per questo finale di gara dove la CR premerà forte per cercare di trovare il gol del vantaggio. Qui Gallina entra in area, viene atterrato, direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto per questo calcio di rigore che potrebbe riportare avanti i peloritani. Inutili le proteste della formazione campana all'indirizzo del direttore di gara, alla battuta andrà Maniscalchi col mancino
spiazza Nunziata e riporta la CR Messina in vantaggio con il numero 7 Maniscaldi. Si scrolla di dosso, qualche paura con questa esultanza. La risposta della Casertana in questo tiro del numero 10 Futta, che termina in curva sud. Qui però ancora una bellissima azione sull'auto di destra, questa volta è di Pellegrino che viene atterrato, non c'è nulla in questo caso per il direttore di gara. CR Messina che però continua a imperversare sull'auto di destra, una grandissima occasione, proprio il entrato Pellegrino la sciupa però da 2 passi, ma ci sarà tempo anche per la soluzione personale su quest'assist di Maniscalchi. Arachini del portiere Nunziata, è tutto solo Pellegrini, non gli resta che accomodare in porta e firmare il gol del 3-1. Rivediamo il clamoroso liscio dell'estremo difensore della Casertana che apre un'autostrada dal neoentrato numero 18 che va ad abbracciare la panchina. Terminerà così la gara a CR Messina 3, Casertana 1, i 3 punti restano a Messina. E allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wisport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.